Un convegno a due facce, quello svolto sabato scorso nella ex chiesa di San Benedetto, l'aspetto pratico e l'aspetto artistico. Cominciamo dall'aspetto pratico, ovvero la bella ed elegante facciata in stile barocco della chiesa si sta sbriciolando. È questo l'argomento più importante che sarà toccato dall'architetto Antonio Draghi. Credo che chiunque la osservi si renda conto che sarebbe un intervento estremamente urgente quello di restaurare la facciata, perché altrimenti si rischia di perdere non solo le parti intonacate ma anche vedere degradare tutte le parti lapidee e le parti in pietra. Quindi è una chiesa estremamente importante, un po' misconosciuta ancora, però certamente è uno degli elementi principali del patrimonio monumentale di Montagnana, insieme con quello che oggi è, anzi da 200 anni è l'Educandato San Benedetto, e che fino al 1811 era convento delle suore benedettine della Concezione. Vista l'urgenza del restauro della facciata, il problema lo abbiamo riproposto al presidente uscente del Consiglio di amministrazione dell'Educandato San Benedetto, Alessandro Giacomelli. Si sa che questa chiesa è di proprietà della parrocchia. L'Educandato effettua comunque per convenzione l'ordinaria gestione del complesso conventuale. Già i lavori fatti alla fine degli anni 90 sono stati fatti per iniziativa del Comune in forza della convenzione che aveva stipulato con la parrocchia proprietaria. Abbiamo anche avanzato, promosso da noi e avanzato dal Comune, una richiesta di contributo alla Fondazione della Cassa di Risparmio con la speranza che potesse essere i lavori fatti in occasione di questo bicentenario. Non verranno fatti certamente in occasione del bicentenario, ma sarebbe già molto che venissero fatti magari subito dopo, chiaramente. Insomma, se la facciata della chiesa non sarà restaurata è soltanto per un motivo di vile quanto essenziale denaro. Rassegniamoci. Abbiamo chiesto alla presidente della locale sezione di Italia Nostra, Antonietta Scapin, di presentare il convegno, organizzato dall'associazione in occasione del 200° anniversario dello storico istituto. Abbiamo fortemente voluto una giornata dedicata all'arte, quindi all'arte non in senso astratto, ma all'arte che possiamo trovare in questo nostro edificio di pregio, che è la chiesa del San Benedetto, che indissolubilmente si lega alla storia dell'Educandato e alla bellezza architettonica del monumento, ma anche alle opere d'arte che erano in questa chiesa prima dei fatti napoleonici. Come spiegare che la chiesa e la sua storia è così poco conosciuta? Lo abbiamo chiesto alla dirigente scolastica dell'Educandato San Benedetto, Lucia Canazza. Far conoscere al pubblico uno dei monumenti più belli di Montagnana, ma credo abbastanza poco conosciuti, è qualcosa che ci onora e che diciamo valorizza l'operazione culturale che con il bicentenario è collegata, quello certamente di celebrare i 200 anni della storia dell'Educandato, ma anche di valorizzare il patrimonio culturale di Montagnana, culturale ed artistico e storico insieme. Il fatto che da anni non sia più adibita al culto ha di fatto creato una diversa abitudine anche negli abitanti di Montagnana di considerarla qualcosa di chiuso, chi lo sa, di dismesso, invece non lo è per niente. Gli studenti del San Benedetto vengono incoraggiati ad avvicinarsi a quella che è la realtà prima di tutto locale e a volte si pensa che le opere d'arte, i tesori siano sempre altrove e invece vogliamo con il lavoro di questa mattina dimostrare che questa chiesa stessa è un tesoro e custodiva dei tesori che oggi sentiremo illustrare. Passiamo alla parte artistica. Quanto era ricco questo tempio, che si distanzia da tutte le altre chiese di Montagnana, in dipinti e tele, e che fine hanno fatto i preziosi arredi. Ce lo spiega Don Bruno Cogo, montagnanese, ora archivista della diocesi di Padova. I quadri presenti in questa chiesa, c'è ancora l'originale di Palma il Giovane, conservato in Duomo, era la pala dell'altar maggiore. Le due pale degli altari laterali, a destra e a sinistra, invece sono stati sequestrati all'epoca napoleonica e adesso sono ancora conservati per fortuna. Uno si trova al Museo Civico di Padova, la pala di Santa Lucia, e la Pietà invece si trova a San Servolo,
a Venezia. Qua sono rimasti invece 2 pale che sono state copiate direttamente prima che fossero portate a Padova e poi sparissero da un pittore montagnanese, Giuseppe Menegoni. Ha fatto le copie delle 2 pale laterali che sono conservate in Duomo. Gli arredi originali antichi sono tutti scomparsi, perché infatti nel sequestro venivano tolti direttamente al monastero tutti, argenti, paramenti, mobili, eccetera, eccetera, e venivano messi all'asta. Tra il 1807 e il 1809 viene venduto praticamente tutto. Poi questa operazione si blocca, perché probabilmente anche la chiesa faceva una brutta fine, come hanno fatto altre chiese, e il monastero viene inserito in un progetto di educazione, collegio per le ragazze, che avevano anche prima le suore, e ripristina in funzione tutti gli ambienti del monastero come collegio educandato. Così. La chiesa viene considerata all'inizio cappella del collegio, e poi il vescovo di Padova autorizza tutte le funzioni, la conservazione del Santissimo Sacramento, quindi si salva in questa maniera. A chiudere ci pensa il professor Mauro Lucco, insigne docente all'Università di Bologna ed autorevole esperto dell'arte rinascimentale moderna, parlando dell'arte montagnanese e veneta fra Settecento e Ottocento.